Buongiorno, buona settimana a tutti voi. Per quanto riguarda il punto della situazione dell'infezione al coronavirus a livello regionale, il trend è costante, riduzione quantitativa dei casi di positività quotidiani e riduzione della occupazione per quanto riguarda i posti letto sia dell'area medica Covid che delle terapie intensive, quindi persiste questa situazione. Persiste questa situazione di buon andamento, di riduzione quindi dei riscontri di positività, fermo restando che vi sono però alcuni focolai sparsi in giro per la regione, soprattutto nelle comunità chiuse come le case di riposo, ecco, o ogni tanto qualche focolaio a livello di ospedale, ma fondamentalmente cosa che perdurerà nel tempo, ovviamente, ma fondamentalmente la presenza del virus a livello proprio diciamo di società, di contatti tra le persone, insomma, sulle strade, come uso dire io, si è significativamente ridotta e va bene. Questo fa anche il paio con le disposizioni che sia a livello regionale sono state definite recentemente, sia con le prospettive per il 4 maggio che sono state annunciate a partire dal 4 di maggio, che sono state annunciate dal Presidente del Consiglio. Quindi c'è questa situazione di miglioramento dal punto di vista dell'andamento clinico, dell'andamento epidemico, e questo quindi permette di ragionare su riaperture sulla fase 2. Però mi pare che da tutte le parti sia stato sottolineato che quando fase 2 sarà comunque in presenza di coronavirus, e quindi con tutte le attenzioni e le necessità che questo comporta, quindi permanere delle indicazioni per quanto riguarda la sicurezza dei singoli, la sicurezza per se stessi e la sicurezza nei confronti degli altri, uso della mascherina, dei guanti, pulizia delle mani, distanze sociali e quant'altro, riorganizzazione delle varie attività produttive e commerciali proprio nella logica di mantenere situazioni di sicurezza, quindi una fase 2 che sarà comunque all'insegna della presenza del coronavirus, in compagnia del coronavirus, cercando di tenerlo il più lontano possibile. È ovvio che non sarà semplice, ho già parlato diverse volte anche di come dovremmo andare a rivedere l'organizzazione dell'ospedale, ma sarà così non solo per l'ospedale, sarà così anche per le case di riposo, sarà così per i mezzi pubblici, sarà così dentro le aziende produttive. Ecco, quindi dobbiamo rivedere quelle che sono le organizzazioni interne alle attività, piccole o grandi che siano, grandi o medie o piccole che siano. Dobbiamo andare a rivedere tutto questo e sarà ovviamente questo comporterà tutta una serie anche di riduzioni di quelle che saranno le attività, le capacità produttive delle singole aziende, delle attività commerciali, insomma comporterà un senso grande di responsabilità da parte di ognuno di noi cittadini. Responsabilità e pazienza. Non pensiamo di averla esaurita tutta in questa prima fase, ne dobbiamo avere ancora. Per quanto riguarda la dimensione locale, il bollettino è molto scarno, abbiamo un unico riscontro di positività oggi, si tratta di una signora del 1979 di Rovigo che lavora in un centro in un centro sociosanitario nel Padovano, e probabilmente lì è venuta a contatto con caso positivo.
La signora è stata posta immediatamente in isolamento domiciliare, non appena è stato eseguito il tampone, ha avuto l'esito del tampone, è stata posta in isolamento domiciliare e è asintomatica. Questo è l'unico riscontro di positività che io vi segnalo oggi, quindi anche questo dato a dimostrazione appunto della significativa riduzione del numero dei contagi che stiamo analizzando. Per quanto riguarda le case di riposo, la situazione è identica a quella di ieri, dell'altro ieri, non abbiamo elementi di novità. Abbiamo eseguito tra ieri e l'altro ieri, abbiamo eseguito alcuni altri tamponi, nel senso che, come avevo già detto, non è che dopo aver finito una prima tornata di screening all'interno delle case di riposo se tutto finiva lì. È chiaro che quella è stata una prima tornata, periodicamente si riprenderà, poi parlerò del piano di screening di sanità pubblica, si continuerà appunto periodicamente a ripetere l'esecuzione dei test all'interno delle case di riposo, ma al di là della ripetizione periodica, ogni qualvolta magari vi è la segnalazione di una situazione di sospetto o quant'altro, interveniamo per eseguire dei tamponi appunto per valutare il sospetto. Dei tamponi che sono stati eseguiti finora, dei riscontri che abbiamo avuto, non ci sono state positività, ma una serie di tamponi devono essere ancora processati, avremo la risposta stasera, domani. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, rimangono uguali a ieri, 41, 16 in terapia semi-intensiva di 300, semi-intensiva Covid di 300, 21 in area medica Covid a 300, 4 in terapia intensiva, un totale quindi 41. Ieri abbiamo avuto 2 nati salomonicamente, uno a Rovigo e uno ad Adria. Questo per quanto riguarda il discorso dei ricoverati. Un accenno, vi dicevo, al piano di screening di sanità pubblica che prende il via questa settimana, prende il via con le forze dell'ordine, ma che interesserà. Quindi stiamo facendo l'organizzazione di tutto questo piano che interesserà tutto il personale sanitario, sia dell'ULSS che il personale sanitario che opera a livello territoriale, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, guardia medica, farmacisti, eccetera. Quindi tutto il personale sanitario. Riguarderà le RSA, ospiti e operatori, riguarderà le forze, le categorie a rischio, in particolare le forze dell'ordine e la protezione civile, i vari volontari che operano con la protezione civile o con le strutture sanitarie nell'attività di supporto. Quindi stiamo parlando di migliaia di persone che periodicamente, la Regione ha definito anche la ciclicità di questi passaggi. Quindi ad esempio per quanto riguarda il personale dell'azienda maggiormente esposto a rischio, il personale del pronto soccorso, delle terapie intensive, delle aree mediche Covid, delle malattie infettive, eccetera. Questo ogni 10 giorni eseguirà il tampone, ogni 20 giorni il test sierologico rapido, e quindi c'è una cadenza per tutte queste attività, c'è una periodicità, quindi migliaia di persone che periodicamente, quindi da un minimo di 10 a un massimo di 30-40 giorni, verranno sottoposte a test. È un piano particolarmente impegnativo per la nostra azienda, per tutto il sistema sanitario del Veneto, un piano, dicevo, particolarmente impegnativo che sta a significare l'attenzione che il sistema sanitario
continua a mantenere sul tema infezione a coronavirus e che ha una ragione ancora più forte proprio in previsione della cosiddetta fase 2 della riapertura delle attività, nel senso che aumentando la mobilità delle persone e quindi la potenzialità di contatto e di conseguenza di contagio, è chiaro che questa attività di screening ha proprio il compito di cercare di intercettare il più rapidamente possibile eventuali situazioni di positività, soprattutto all'interno di quelle persone che maggiormente per la loro tipologia di attività sono esposte a rischio. Quindi un piano particolarmente impegnativo che vedrà l'utilizzo dei test sierologici rapidi e dei tamponi, ricordando che è comunque il tampone ad oggi l'unico sistema di diagnosi, quindi il metodo della ricerca del virus secondo la biologia molecolare è l'unico sistema di diagnosi. Il test sierologico ci aiuta per cercare di individuare eventuali situazioni a rischio per le quali poi si esegue immediatamente il tampone. Per quanto riguarda il bollettino, ecco, negli suoi aspetti generali, quindi sono 425 con questo riscontro di stamane le positività ad oggi in Polesine dall'inizio dell'epidemia, sono 115 i guariti, ne abbiamo uno in più rispetto a ieri. Sono 585 le persone poste in sorveglianza attiva in questo momento e 11.000 adesso circa 11.000 i tamponi che sono stati eseguiti e nei prossimi giorni vedrete che aumenteranno progressivamente proprio perché prende il via questa campagna di screening. Partiamo con le forze dell'ordine, poi continueranno le RSA, continua il nostro personale, cioè non è che si finisce uno, si inizia un altro, cioè contemporaneamente, al di là delle periodicità diverse, contemporaneamente ci saranno le attività, verrà eseguito lo screening appunto in tutte le categorie che vi ho detto. Questo significa mettere in campo decine e decine di persone per questa attività di screening, un impegno notevole. Va bene. Oggi quindi il quadro è stato anche un po' più rapido visto che il numero dei riscontri di positività si sta riducendo, visto che sulle case di riposo non abbiamo novità, fortunatamente non abbiamo novità sostanziali, continua il monitoraggio da parte nostra sulle case di riposo, continua l'attività del nostro team multidisciplinare che ruota nelle varie case, continua la fornitura di dispositivi di protezione individuale da parte dell'ULSS alle case di riposo, quindi prosegue questa attività di collaborazione e di supporto. E quindi direi che per oggi chiudiamo qui. Voglio ringraziare oggi AIL, Associazione Italiana Leucemie. Vorrei ringraziare AIL non solo per le uova che ha donato ai nostri dipendenti, ma soprattutto anche per un importante sostegno economico che AIL ha donato, per un'importante donazione economica che AIL ha fatto all'azienda ULSS 5 finalizzata alle attività finalizzata al sostegno delle azioni per combattere il coronavirus. Quindi grazie ancora ad AIL che è sempre vicina, è sempre stata vicina in tutti questi anni alla nostra struttura. Io chiudo qui per oggi, noi ci risentiremo mercoledì prossimo e poi vediamo insomma come proseguire. Grazie e buon pomeriggio.